Cari telespettatori, ben ritornati con noi questa sera, bentornati anche ai nostri ospiti. Questa volta vi presento subito gli ospiti e poi capirete bene il tema che andremo ad affrontare insieme. Come sempre nasce da vostre istanze, da vostri messaggi e da alcune mail che ci sono arrivate. Parliamo e ci rivolgiamo ai pensionati, ma non soltanto ai pensionati, perché in realtà ci hanno scritto preoccupati molti giovani. Ha ragione di preoccuparsi i giovani? Adesso lo scopriremo bene insieme con chi vi presenta i nostri ospiti. Luigi Sposato sempre qui con noi per pungolare i nostri ospiti. Esatto, speri di essere pensionato, speranzoso pensionato. Manuela Lanzarin, ben arrivata, assessore servizi sociali della Regione del Veneto, grazie di essere qui con noi. Giovanna Negro, consigliere regionale di Fare, quinta commissione, quindi si occupa di sociale, come Claudio Sinigaglia, ben ritornata, consigliere regionale del PD. Buonasera a tutti. Rita Turati, segretaria regionale SPCGL, grazie di essere qui con noi, del Veneto. Luigi Bombieri, segretario generale FNP CISL Veneto, grazie anche a lei, e Dino Minanello, presidente NP della CIA provinciale di Padova, grazie. Buonasera. Pensionati degli agricoltori, quindi abbiamo trovato anche coloro che hanno molte difficoltà, la categoria diciamo che versa in maggiori difficoltà, e poi il nostro pubblico di pensionate, anche se sembrano ancora giovani, ma siete pensionate, giusto? Tutte pensionate, benissimo. Allora, la questione nasce un po' da questo, ci sono comunque notizie anche di quest'oggi, sembra che si voglia nuovamente metter mano, punto di domanda, alla reversibilità, ed ecco la presenza anche di molte donne. Poi in realtà il governo smentisce, dice che non è così, la legge il testo di legge del DEF andrebbe rivisto su alcuni punti perché comunque è ambiguo. C'è stata l'uscita di Renzi che ha dichiarato che andrebbe a dare gli 80 euro anche ai pensionati sotto, se non erro, i 1500, comunque i pensionati con la minima, e i pensionati all'inizio avrebbero anche gioito, poi però, salvo andare con cautele e piedi di piombo, attenzione, le promesse del primo ministro sono tante volte disattese, e comunque dall'altra parte si risponde che bella cosa, ma bisogna fare anche i conti con la realtà, forse non è tanto fattibile andare a dare un aiuto in questo senso ai pensionati. E poi c'è la CGIA di Mestre che esce con dei dati eclatanti per i quali comunque l'INPS sarebbe in grosse difficoltà, e in ogni caso la nostra spesa pubblica, anche se è la più bassa spesa pubblica oggettiva depurata al netto delle pensioni e di altri piccoli particolari, sarebbe la più bassa d'Europa, ma il costo e il peso delle pensioni è altissimo. CGA fa dei calcoli, dice perché non andare a toccare le famose pensioni d'oro, sulle quali effettivamente non si è messo mano. Altri dicono ma lì non si può mettere mano. Insomma, questioni controverse. E intanto si stanno preparando questi bellissimi bustoni arancioni, dovrebbero essere arancioni quanto sembra, che arriveranno un po' a tutti con le previsioni delle pensioni future. Ma qual è la questione? La questione è che sostanzialmente, da quello che anche voi ci scrivete, che dalla realtà che vediamo, i pensionati vivono una difficoltà enorme, perché hanno moltissime spese da sostenere per il proprio stato di salute, e qui si intersecano problematiche sanitarie con quelle sociali, quindi bisogna anche di assistenza, di essere accuditi, sono sempre più soli, e coloro che versano in difficoltà hanno veramente oggettiva problematica da affrontare il quotidiano. Chi sta bene e lì non si mette mano assolutamente, però una percentuale più esigua. Che cosa dicono i sindacati a riguardo? Che cosa dall'altra parte si riesce a fare per quel che è di competenza anche delle regioni? Quali sono i punti di vista diversi? Perché poi anche alla luce di quello che farà il governo cambiano i presupposti. Vedremo insieme, e intanto vediamo per incominciare il nostro contributo. Sono stati i grandi esclusi quando 2 anni fa il governo decise di erogare 80 euro al mese a chi aveva redditi inferiori a 1.500 euro. Il bonus era destinato solo ai lavoratori dipendenti, ma i pensionati rimasero fuori. Non c'erano abbastanza soldi. Il governo ha promesso a più riprese che prima o poi avrebbe trovato il modo di dare gli 80 euro anche a loro, e Renzi adesso lo ha ribadito, anche se in modo piuttosto vago, aggiungendo un «se saremo in grado di farlo». La misura sarebbe destinata a chi ha redditi inferiori al minimo, che è 502 euro al mese, ma sui tempi c'è ancora totale incertezza. È altamente improbabile che questo avvenga durante quest'anno, è comunque un intervento che
comunque un intervento di cui si parla per l'anno futuro, quindi per la stabilità che viene definita alla fine di quest'anno per il 2017. Naturalmente tutta questa incertezza è legata a un'unica variabile, i costi. In Italia i pensionati con redditi inferiori al minimo sono 2,3 milioni. Allargare a loro il bonus da 80 euro dunque costerebbe 2,3 miliardi all'anno. Ma se la platea si allarga a tutti gli assegni inferiori ai 502 euro al mese, si sale a 3 miliardi e mezzo. Ci sono infatti pensionati titolari di 2 o più assegni e magari tutti inferiori al minimo. Anche nel caso si rimanga sui numeri più bassi, trovare le risorse non è semplice in una situazione in cui ancora non si sa se l'Europa concederà tutta la flessibilità chiesta per quest'anno e, secondo Confindustria, se non arriverà anche per l'anno prossimo la possibilità di sforare sul deficit, il governo dovrà trovare almeno 24 miliardi. Insomma, si imporranno delle scelte perché la coperta, come al solito, rischia di essere troppo corta. E attenzione, non solo questo, perché si rischia per il prossimo anno che si aumenti l'IVA, e se la IVA aumenta, attenzione, perché a pagarne le spese sono tutti i cittadini indistintamente. Ne pagheranno le conseguenze naturalmente coloro che hanno anche meno. Vediamo cosa risponde Renzi. Buonasera signor Presidente, Salvo Spina, perché non aumentiamo le pensioni più basse? Non l'abbiamo ancora fatto perché è difficile. Mamma mia, Renzi, grande domanda. Sì, grande risposta. In questo momento noi abbiamo dato la precedenza al ceto medio e alle famiglie che non arrivavano ai 1.500 euro. Allo studio c'è comunque l'ipotesi di allargare gli 80 euro non soltanto ai 10 milioni di italiani che hanno meno di 1.500 euro al mese o ai 400.000 italiani che svolgono la funzione di carabiniere, di poliziotto, di militare, di finanziere, cioè di vigile del fuoco, quelli cioè che servono con un uniforme il nostro paese. Ma c'è anche quella di darla in prospettiva a chi prende la pensione minima. Allora, in prospettiva, vabbè, vediamo quale sarà la prospettiva. Assessore, cosa ne dice? D'Amblè. Ma siamo abbastanza abituati, insomma, a questi lanci, no? A queste, diciamo così, slogan. Ci avviciniamo alla campagna elettorale. Esattamente, cioè, insomma, abbiamo l'appuntamento campagna elettorale, l'appuntamento con il referendum costituzionale, eccetera. Insomma, sappiamo, insomma, che il Premier è molto bravo nel tirar fuori dal cilindro, insomma, qualcosa. È chiaro che il problema degli anziani, insomma, è un problema che è sul tavolo da tanto tempo e deve essere affrontato, però non credo che possa essere affrontato dicendo allarghiamo la platea agli 80 euro, eccetera. C'è bisogno, credo, di interventi strutturali di un certo tipo. Secondo lei è possibile oggettivamente, senza metter mano alla riforma delle pensioni di cui si aspettava si parlasse, si facesse qualche cosa, così elargire un bonus una tantum e poi mettere a tacere la questione pensionati, perché anche questo si è pensato? Ma è possibile, tutto è possibile, dipende qual è l'obiettivo, dipende dove si vuole arrivare, quindi io credo che tutto è possibile, dipende appunto da qual è l'obiettivo. È chiaro che, ripeto, la materia è una materia complessa che deve essere affrontata da tanto tempo perché effettivamente insomma, i problemi ci sono, la popolazione sta diventando più anziana, con esigenze molto diversificate, quindi con interventi specifici, la coperta è corta, la sappiamo, quindi bisogna fare anche delle scelte. Nel primo momento, come ha detto anche il Premier nell'intervento, si è preferito intervenire sul ceto medio, sulle famiglie, non abbiamo visto grandi risultati, bisogna dire la verità, e quindi insomma per carità, però poi insomma forse li stiamo ancora attendendo. Poi c'è stato l'intervento per i giovani che secondo me non ha tanto significato, eccetera, e sugli anziani vediamo insomma cosa succederà. Però Assessore, gli 80 euro però lui li aveva annunciati e li ha mantenuti in fondo. Certo, infatti ha vinto le elezioni. Perché non dobbiamo dargli credito? Ma infatti le europee poi abbiamo visto come sono andati, adesso mi sembra insomma che i consensi forse sono un po' in calo e quindi adesso c'è bisogno di qualcos'altro. Cioè, quindi lei dice che ripristina gli 80 euro perché siamo in campagna elettorale? Ha funzionato una volta, potrebbe funzionare la seconda volta, no? Rita Turati, funzionerà? No, sì, io sono qui che stavo aspettando. Cioè c'è un problema però, perché ce ne sono tanti di problemi, secondo me non funziona, secondo noi come organizzazioni sindacali non funzionerà assolutamente, non fosse altro perché, cioè oddio. Cioè non funziona il fatto che non diano i soldi? Provo a spiegare.
Cosa intendo dire? Nessuno ci sputa sopra, mettiamola in questo modo, che ci sia un problema enorme di povertà in questo paese, a prescindere dall'età, dai ceti, no? Di appartenenza, non c'è alcun dubbio, è trasversale. Anzi, se proprio dovessimo dire, ci sono 3 categorie grosse su cui la povertà pesa particolarmente: gli anziani, donne sole in particolare, i giovani e le famiglie numerose. Questo ci racconta l'Istat, questa è la fotografia. Il problema però qual è? È che servono misure per affrontare il tema della povertà, dipende da dove tu vuoi approcciare il problema. C'è un problema appunto di trovare in Italia, che è l'unico paese, come sappiamo, insieme alla Grecia, che non ha uno strumento di contrasto alla povertà, che non sia assistenza, ma che sia uno strumento che aiuta le persone in queste condizioni e che l'accompagnino. Per esempio, cosa potrebbe essere un reddito di inserimento, non di cittadinanza, perché non ci sono i soldi, sappiamo perfettamente le condizioni economiche in cui versiamo. Magari si potesse fare un reddito di cittadinanza, non è possibile, ma un reddito di inserimento assolutamente sì. Noi, insieme a tante altre organizzazioni come la Caritas, insomma tante altre associazioni, unitariamente stiamo sostenendo questo tipo di proposta di legge e abbiamo anche individuato i fondi per poterla affrontare, ok? Perché c'è tanta evasione. Ma volevo tornare a un punto, scusa, sull'evasione? Sull'evasione fiscale c'è il fatto che non c'è giustizia fiscale in questo paese, perché non è vero che ognuno paga, non c'è solo evasione, corruzione, eccetera, ma non è più nemmeno vero che ognuno paga sulla base delle proprie disponibilità. Però che il fisco ha fatto dei salti in avanti quest'anno nel recuperare dei quattrini. Ma non usciamo dal tema. Voglio dire, già dei fondi ci sono già stati recuperati. Sì, ma si può fare molto di più, cioè il 18% del nostro PIL è sommerso, cioè voglio dire, ne avremmo da ragionare. Però mi faccia dire una cosa che è il punto su cui volevo arrivare. Stiamo smantellando uno Stato di diritto, va bene? Perché lo stesso Renzi prima ha detto che ha dato gli 80 euro alle persone lavoratori che prendono 1.500 euro, fino a 1.500 euro al mese. L'ha dato a un'altra categoria, no? Che sono i poliziotti, le persone in uniforme. Qui decide lui, neanche il Parlamento, decide lui come premier a chi darli, a chi premiare. E adesso quindi si divide, si continua a mettere in contrapposizione soggetti con altri, anziani con giovani, e questa operazione, oltre al fatto, come diceva prima l'Elena Cognito, che appunto non crediamo più oramai alle promesse, agli annunci preelettorali, come diceva anche l'assessore, che mi trova d'accordo su questa cosa che ha detto, ma perché tutti gli altri gli dai un tetto di 1.500 euro e ai pensionati tu proponi gli 80 euro se stanno al di sotto della pensione, se hanno la pensione minima, 500. Quindi discrimini. Qui appunto c'è il problema di mettere mano al sistema previdenziale, che rischia di non reggere più. Io non so esattamente i dati della CGIA di Mestre, rischia in prospettiva di non reggere più, perché da un lato lo Stato è evasore e contributivo, non versa i contributi del pubblico impiego, il buco deriva principalmente da quello, e perché non c'è più lavoro. E quindi, non essendoci lavoro, o quel che c'è è talmente povero, i contributi sono talmente pochi, che questa cosa mette in discussione le pensioni di domani. Sì, quindi se capisco bene, lei dice, perché gli 80 euro in fondo sono stati dati, perché un dato di fatto sono stati dati ai diciottenni i soldi, però quello che viene fatto... non sono stati dati, scusa, non è finanziata, quella misura lì non è finanziata. Sì, comunque quello che ho percepito è che queste iniziative comunque sono estemporanee e non affrontano il problema di fondo a livello strutturale, questo è il senso. Generale, ma per pezzi, per settori. Claudio Sinigali. Cominciamo con il dire che gli 80 euro erogati circa 2 anni fa sono stati una misura strutturale. Per 10 milioni di italiani è stata una misura strutturale. Non sono state affrontate le elezioni e dopo sono state tirate via, è una misura strutturale che incide anche sulla diminuzione della tassazione,
questo è diventato talmente strutturale che incide e viene calcolata come riduzione della tassazione, degli oneri fiscali. Oltre quei 10 milioni sono stati aggiunti agli altri 400.000 forze dell'ordine, vigili del fuoco, eccetera. Anche questa è una misura strutturale. Perché è stato fatto quel provvedimento allora? Per rilanciare la spesa, perché c'è lo sviluppo economico da sostenere. Allora è stato scelto il ceto medio, chiamiamolo così, per cercare di rilanciare la spesa, perché c'è bisogno di maggior PIL, perché c'è bisogno di incrementare le spese. Beh, il risultato si è visto, in termini occupazionali, assieme ad altre riforme, si è visto un certo risultato. Tanto che stiamo parlando di aumento del PIL. Inflazione, no? Quindi vuol dire che la gente non spende. Vabbè, ma siamo in aumento del PIL, adesso misurato, nonostante tutto quello che sta succedendo, terrorismo, eccetera, all'1,2, 1,3, quindi il DEF che si sta facendo sta misurando questa crescita. Andiamo al sistema pensioni. Il governo è intervenuto alla legge stabilità in tanti argomenti che riguardano i pensionati. Innanzitutto la 7ª manovra per gli esodati. Sono stati inseriti altri 26.300 esodati. Siamo arrivati a 180.000 ormai manovre di sostegno per quelli che si trovano senza lavoro e senza pensione. Tanto per capirci. Legge Fornero, per intendere. Legge Fornero, che ha prodotto questo effetto. Ma poi sono state iniziate anche delle sperimentazioni in termini di flessibilità, che è uno dei grandi temi che dobbiamo affrontare. Perché si sta parlando di questo, i due grandi temi sono 80 euro per, bisogna vedere cosa, perché anche questo ha detto chiaramente siamo allo studio di, e il sottosegretario ha detto probabilmente quest'anno non ce la faremo, perché? Perché ci sono questioni di compatibilità economica, ma sicuramente nel 2017 mi sembra che finora quello che è stato detto sia stato mantenuto, gli 80 euro sono diventati strutturali, lo saranno anche per pensionati sotto una certa cifra, non lo so. In termini di flessibilità c'è stata anche qui la proposta dei lavoratori dipendenti, lavoro autonomo, negli ultimi 3 anni possono fare il part-time, riducono lo stipendio, però avranno i contributi figurativi e quindi manterranno quella pensione che matureranno. E questo è un provvedimento contenuto nell'ultima legge di stabilità. La no tax area è stata elevata da 7.500 a 8.000 perché più di 75 anni. Sono provvedimenti che chiaramente hanno a che fare anche con un carico. Si sente soddisfatto lei? No, però allora vediamo il punto di partenza e il punto d'arrivo. È chiaro che bisogna modificare la Fornero, lo diciamo tutti, ha avuto un impatto devastante sia in anni di pensionamento sia anche nell'aspetto appunto dell'erogazione, però quanti sono quelli che vanno in pensione? Tra pensione di vecchiaia e pensione di tipo assistenziale sono 18 milioni. Il costo è 200 miliardi circa, quindi l'impatto è notevolissimo. Parte circa 14 milioni sono i pensionati di vecchiaia, gli altri sono pensionati di tipo assistenziale, indennità di invecchiamento, eccetera, quindi la parte assistenziale. Questa è la cifra mostro che ci troviamo di fronte e quindi bisogna aggredirla, un colpo solo non riesce, bisogna fare dei ragionamenti complessivi cercando altre risorse e altre disponibilità finanziarie per dare una risposta a chi effettivamente è in uno stato di fragilità, è uno stato di bisogno. Però dire che non è stato affrontato mi sembra veramente ingeneroso. Ogni anno si sta affrontando e si stanno fornendo delle risposte molto significative e in termini di flessibilità e in termini strutturali. Chiaro che questa flessibilità è una partita molto importante. No, ma dopo come anche la pensione complementare è un'altra partita molto importante alla quale bisogna credersi e mi sembra che anche i sindacati siano d'accordo per incrementare queste pensioni complementari. Perché dopo ci sono altri punti. Però io farei una riflessione. È sì vero che curiamo l'immagine con gli 80 euro e su questo siamo tutti d'accordo. Ha un effetto nella gente, vedere in busta paga 80 euro ha un suo effetto. Dall'altra parte però c'è il problema dell'ISEE. Il calcolo dell'ISEE oggi, quanti problemi sta creando? Voi che siete sindacati lo vivete quotidianamente. Non possiamo pensare che l'ISEE abbia, oggi con la riforma che è stata fatta, avuto un'incidenza sulla possibilità di partecipare a meno a dei fondi regionali o quant'altro in maniera incisiva. E quindi se dove da una parte... l'errore, consigliere? Ad esempio la casa che fa reddito.
tipico è l'anziano che abita in una città in cui il valore catastale della casa è importante e va a incidere negativamente su quello che è l'ISEE. Ma è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Sì, però è ancora in atto, i calcoli che stanno facendo sono calcoli che vengono fatti tutt'oggi in questa maniera, non si è tornati indietro. No, e allora, quindi... la Regione Veneto in agosto ha fatto una delibera di interpretazione di giunta regionale in cui è andata incontro a queste esigenze specificando tipo rispetto l'abitazione, rispetto alle accompagnatorie, l'ICD e quant'altro. Quindi aveva cercato, nel frattempo, ricordiamolo per chi non conosce bene la vicenda, stiamo parlando di ISEE modello nazionale, quindi dettato dal governo centrale, che è stato contestato, impugnato, che però non c'è stata... Ci sono stati i vari livelli fino alla bocciatura totale a livello costituzionale e il governo non si deve ancora esprimere, no, è vero. Quindi manca la parte governativa. Non su tutto, ma su alcune voci, appunto come ad questa oggi della casa comunque vige ancora quella norma, quindi voglio dire, è stata bocciata ma non c'è cambio, quindi una delle difficoltà che stanno trovando chi mette in pratica le norme attuali è quella di non avere una regola. Perché se si rispettano le regole che c'erano all'inizio anno, sono tutti fuori. Vede Sisla, ma una buona parte. Quindi anche la nostra regione ha... No, perché con la regione è intervenuta e ha, tra virgolette, messo al riparo in modo che non ci sia la sommatoria rispetto ad alcuni ammortizzatori, insomma, diciamo così, regionali che potevano creare reddito. Misura la tua ricchezza. Prima misurava la ricchezza con una franchigia per la casa, adesso invece non c'è più la franchigia, allora chi per esempio, come diceva l'assessore, prendeva l'assegno di cura, l'indennità domiciliare, ecco, e aveva un ISEE di 16.000, adesso si trova e lo poteva prendere perché appunto doveva essere sotto i 16.000, non veniva calcolata il valore della casa, adesso col valore della casa arriva a 20.000. Quindi viene escluso. Verrebbe escluso. Ma cosa ha fatto la regione, così come doveva fare il comune, così come doveva fare tutti quelli? Fare la fascia più alta, visto che adesso è una ricchezza che ti viene calcolata diversamente, alzi la fascia e ti do la possibilità di avere lo stesso. Però diciamo che qui perché è uno strumento ha esonerato tipo le accompagnatorie, le ICD, eccetera. Quindi la regione ha esonerato. È uno strumento di equità da un lato e che va anche a verificare l'evasione. No, aspetta, se lo si fosse usato in forma sperimentale, capendo bene che cosa avrebbe provocato, quindi capisco che dal punto di vista della burocrazia, dell'impegno e anche del lavoro era qualcosa di più, ma noi avevamo detto proviamo ad andare avanti in modo parallelo e vediamo un attimo chi viene escluso. Intanto facciamo i controlli veri su chi effettivamente bara, perché c'è un'evasione anche sulle piccole cose, compresi sui ticket come sappiamo, ad esempio, così come sulle grandi cose, no? E quindi facciamo questa sperimentazione e poi dopo andiamo ad aggiustare. Però o si rialza la soglia. Se consideriamo che la casa faccia reddito, esattamente. No, ma lo strumento secondo me è giusto. È giusto, non è è sbagliato. giusto, ma non mettere la casa. È giusto, però deve essere tarato in base deve essere tarato però in base alle varie caratteristiche, alle varie fattispecie, cioè nel senso famiglia numerosa, anziano, persona disabile, cioè deve essere comunque tarato in base a quelle che sono le caratteristiche. Questo qua, però lo strumento è uno strumento di equità sociale, certo, però come era tarato era sbagliato da parte governativa, no? E comunque per chiarire ai nostri telespettatori, adesso è stato corretto in Veneto. Allora, no, ma il Veneto era intervenuto ancora all'inizio, quindi aveva già messo, tra virgolette, aveva già chiarito. Oggi cosa c'è di nuovo? Oggi c'è di nuovo che l'ISEE nazionale è stato dichiarato non costituzionale e il governo dovrà fare un provvedimento nuovo che non è ancora in itinere, non è ancora stato fatto, con nuovi criteri. Ma non per la questione casa è stato dichiarato costituzionale, perché inseriva anche l'indennità di accompagnamento per la disabilità, e quindi c'è stato un ricorso, se non mi sbaglio, dell'ANFAS che appunto ha a che fare con del Lazio, e quindi hanno riconosciuto che era improprio misurare anche l'indennità di invalidità, e quindi tirata via questa, adesso bisogna rifare l'ISEE, però era... Va bene, sì, però nel frattempo siamo in un buco normativo, cioè voglio dire, non abbiamo la certezza, giusto per capirci, ma la cosa che mi preoccupa di più, perché parliamo di pensionati, ma l'altra categoria che vedo in forte difficoltà sono i papà separati, che è un'altra forte categoria in forte difficoltà,
perché se pensiamo alle nuove povertà, noi abbiamo i giovani, abbiamo senza lavoro, ma abbiamo anche i papà separati, che sono una grossa categoria che dovremmo affrontare. Dire separati senza distinguere fra maschio e femmina, per esempio? No. Perché i papà separati, sì, i genitori, vuole dire i genitori. I genitori, sì. va bene, okay. però la maggior parte sono i papà alla quale viene addossato grosso le la mamme parte, non tutte lavorano, eccetera. C'è una percentuale c'è un numero di papà che si parla di una percentuale molto elevata rispetto alla figura femminile, in cui viene riconosciuta un'indennità superiore alle possibilità molto spesso. Quindi le dice che bisognerebbe intervenire a livello normativo. La Regione Veneto ha un fondo per questo. Ha una legge specifica sulle famiglie monoparentali che siano figure femminili o maschili, insomma, in cui si cerca di dare una possibilità di aiuto. Allora, torniamo su questi temi, sentiamo anche Bonpieri, naturalmente anche il sindacato degli agricoltori al riguardo. Pubblicità, pochissimi secondi.